Sono davvero molti gli aspetti ancora da chiarire. Una lite, quella scoppiata in via Manzoni a Cornuda, che ha il sapore di un giallo, tutto da risolvere. I carabinieri stanno indagando. Rimane il racconto del giovane di 20 anni, le sue prime disperate parole nell'immediatezza del fatto. Secondo quanto ha raccontato ai militari, sarebbe stato legato al letto, violentato e poi cosparso di benzina. Il ragazzo sarebbe poi riuscito a liberarsi, avrebbe preso un oggetto in marmo trovato in casa e avrebbe colpito il 63enne alla testa. Il giovane avrebbe inviato poi un SMS alla mamma dicendo quanto era accaduto, da qui l'allarme. All'arrivo dei carabinieri è proprio il ventenne in stato confusionale ad aprire la porta. Dimesso ieri dall'ospedale ha scelto di avvalersi ora della facoltà di non rispondere. Insomma, si è chiuso nel silenzio. Intanto il 63enne, prima ricoverato al Cafoncello, è stato trasferito a Montebelluna. Non è in pericolo di vita, ma la sua prognosi rimane ancora riservata. Solo quando potrà sarà sentito dai carabinieri e solo allora potrà raccontare la sua verità. Intanto le indagini continuano e si attendono gli esami effettuati sul ventenne per accertare la violenza. Una cosa è certa, la casa era completamente inzuppata di liquido infiammabile. Il forte odore si sentiva anche in strada, tanto che si erano allarmati gli stessi vicini. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo. La famiglia del ventenne ed il 63enne si conoscevano da tempo. In quella casa il giovane era già stato. Cosa sia accaduto quella drammatica mattina sarà da accertare. Il 63enne ha alle spalle una vita difficile. L'uomo era stato arrestato oltre 40 anni fa per aver ucciso sua madre a colpi di pistola. Una storia con tanti lati oscuri che solo i carabinieri potranno chiarire.